Salve! Siamo a Noale, in provincia di Venezia, e questo è un borgo molto suggestivo e molto antico. E infatti la sua fondazione risale al XII secolo, inizio del XII secolo da parte della famiglia De Carbonara. Ma diciamo nello stesso secolo, dopo qualche decennio, passò ai Tempesta, che costruirono una rocca che vedete alle mie spalle e il castello, per garantire la sicurezza a questo borgo, a questo centro, dagli attacchi patavini. Ma diciamo la sua posizione strategica di questo borgo fu sempre importante perché si trova equidistante da Padova, Treviso e Venezia, quindi poteva diciamo, rimanere così al centro e garantire questo passaggio, diciamo, da queste città. E comunque oggi rimangono, diciamo, di questo borgo rimangono due porte. La porta ad est trevigiana con la torre dell'orologio e la porta ad ovest, la porta del Cervo con l'orologio delle campane. Al centro c'è la piazza Castello con la chiesa dei martiri San Felice e San Fortunato e una serie di palazzi molto belli, affrescati, e quindi ha mantenuto anche diciamo, la sua formazione storica, perché in questo borgo ogni anno si svolge il palio diciamo, dei Tempesta, proprio perché fu un palio voluto delle contrade, che fu voluto dai Tempesta, ci sono documenti del XIV secolo che lo confermano. Questo palio si svolgeva quindi tra le contrade, il vincitore riceveva un tessuto prezioso, mentre gli ultimi arrivati venivano schiaffeggiati e quindi imbrattati. E comunque durante questo, oltre al palio, c'erano delle feste particolari. Una festa molto importante era la festa delle bale d'oro. Cioè in questa festa venivano, diciamo, la scuola, la chiesa, anzi la scuola dei frari, dei battuti, dei frati battuti, metteva in palio per le 4 giovinette che trovavano tra le tante bale di legno delle balle d'oro, trovavano quindi delle balle d'oro, metteva in palio 12 ducati proprio per le giovinette da marito. Quindi era, diciamo, tutto questo anche oggi si può rivivere in questo borgo